invito il dottor Andrea Nicolato di Z Group Farmaceutica, lo ascoltiamo e ci prepariamo a conoscere, magari per aggiungere qualcosa nel nostro comodino. Intanto... Dottore. Grazie, buongiorno a tutti. So di dover essere velocissimo, ho un timer che mi dà il tempo. Il dottor Pavesi ha introdotto alcuni temi che meriterebbero approfondimento, ha lanciato dei sassi nello stagno. Mi piace pensare però che se la ricerca è un problema, quello che mi voglio sottolineare è che l'industria farmaceutica italiana è leader a livello europeo nella produzione di farmaci per eccellenza e competitività. Almeno questo primato ce lo teniamo stretto e cerchiamo di onorarlo. Io prendo delle parole però che sono state dette per introdurre il tema, perché si è parlato molto di prevenzione, si è parlato di benessere e di stile di vita. E quindi vorrei velocissimamente introdurvi un'attività di studio che noi stiamo conducendo da anni e che porta il tema a parlare del microbiota intestinale nell'anziano e lo sviluppo di prodotti probiotici utili proprio nella prevenzione e nel benessere della persona anziana. Lo dico perché è un tema estremamente attuale. Se ho scaricato con le parole chiave microbiota, microbioma da PubMed delle pubblicazioni scientifiche e vedete che se nel 2000 erano 80, 100 circa pubblicazioni, siamo arrivati quasi a 30.000 studi scientifici sul microbiota e il microbioma. Quindi un tema molto molto attuale e ritengo, spero alla fine condividiate, pertinente col tema della prevenzione del benessere nella terza età. Dico solo che parliamo di qualcosa tipo miliardi di microrganismi che vivono nel nostro corpo, 10 volte il numero delle cellule del nostro corpo, più di 10.000 diverse specie microbiche albergano nel nostro corpo, quindi come non tenerne debitamente conto. Infatti, ormai assodato, non mi soffermo perché non c'è il tempo, il microbiota ha un ruolo centrale nello stato di salute della persona anziana perché le implicazioni sono a diversi livelli. Non li cito, non c'è il tempo, ma evidentemente sotto il profilo della salute il ruolo è strategico. Arriviamo all'anziano. Cosa accade nella persona che invecchia? La persona che invecchia di fatto perde la sua biodiversità, le specie si riducono, vengono meno soprattutto alcune famiglie di microrganismi molto importanti come i bifidobatteri, che sono molto benefici per la salute e il trofismo della mucosa intestinale, aumenta la percentuale di proteobatteri, fra tutti gli enterobatteri che sono dei patobionti, quindi a rischio patogenicità, e si ha una riduzione di metaboliti, di fattori importantissimi, uno fra tutti gli acidi grassi a catena corta, quale l'acido butirico, per citare quello più conosciuto. Quindi è qui che dobbiamo intervenire, è qui che la nostra ricerca, pensando a dei probiotici, deve cercare di aiutare a prevenire le malattie, di dare un contributo per il ripristino di questo equilibrio perso. Vado veloce, è stato parlato giustamente di dieta, di stile di vita, lo zucchero ne è un esempio, ma anche i grassi, e evidentemente l'anziano va incontro a un problema di malnutrizione. E quindi sicuramente sono tutti cofattori. Quello che voglio sottolineare è che la disbiosi, cioè questo disequilibrio, genera uno stato cronico di infiammazione all'intestino, chiamato inflammaging. Questo inflammaging è una concausa della fragilità dell'anziano, che sfocia spesso, lo rende suscettibile a esiti avversi quali infezioni, malattie, ricoveri, ospedalizzazioni, e qui sulla destra vedete la gravità delle malattie
che possono venire avanti con l'età e con questo stato di infiammazione. Quindi come prendersi cura del microbiota? Abbiamo detto dieta, stile di vita, e il compito nostro è di lavorare e studiare per dei probiotici personalizzati. Prima è stato parlato di medicina di precisione, nella mia testa qui siamo a questo livello. Quindi sviluppo di probiotici personalizzati, specificatamente studiati e formulati per la terza età, per ripristinare quelle carenze che vi ho velocemente mostrato, modulazione del microbiota intestinale, ripristino del funzionamento del naturale equilibrio e quindi protezione da fattori esterni, riduzione dell'inflammaging, minore fragilità. Il progetto ProLife, mi piace dirlo, è figlio di una importante collaborazione con enti e specializzazioni che il territorio veneto, devo dire, offre in maniera significativa più di altre regioni. E solo attraverso queste collaborazioni si possono fare studi, perché ci sono tecnologie molto avanzate di sequenziamento del DNA, studi di bioinformatica, e solo attraverso queste competenze si possono portare a casa risultati. Cito fra tutti l'Università degli Studi di Padova con la gastroenterologia, il professor Savarino e il suo team che molto fa in questo campo, e molti spin-off universitari, Microbiome, Eubiome, BMR Genomics, che sono specializzati in bioinformatica e in studio di sequenziamento del DNA e caratterizzazione dei ceppi microbici. Abbiamo poi Veneto Agricoltura, che è un partner importante, è un ente di ricerca nazionale, trasversale in diversi ambiti, ma che ha una fortissima competenza nell'ambito microbiologico. ATI invece è uno spin-off dell'Università di Piacenza, fondato dal professor Morelli. Corro perché devo. Questo è il percorso. Quando abbiamo affrontato il problema di personalizzare un probiotico per gli anziani, ci siamo posti l'obiettivo di come arrivare a dare un prodotto che in questo caso non si tratta di un farmaco, ma si tratta di un integratore alimentare, e questo genera un po' di confusione sul mercato, evidentemente, perché abbiamo farmaci, abbiamo integratori, probiotici. In ogni caso il nostro approccio è farmaceutico, anche perché noi produciamo sia come farmaci che come integratori probiotici, quindi conosciamo entrambe le realtà. Scelta di ceppi molto ben studiati, sicuri. Si parlava prima di antibiotico resistenza. Attenzione che quando noi somministriamo ceppi batterici dobbiamo sempre garantire che non ci sia antibiotico resistenza trasmissibile geneticamente, perché stiamo fornendo miliardi e miliardi di microrganismi vivi al nostro intestino. L'industrializzazione, che vuol dire garantire la stabilità del prodotto. Qui sul mercato purtroppo non c'è una attenzione alla qualità e alla stabilità, dicasi quindi vitalità ed efficacia del prodotto. Parliamo di prodotti biologici, di microrganismi vivi, li vogliamo conservare a temperatura ambiente, vogliamo avere una validità di 24 mesi. Ecco, attenzione, perché in quest'ambito, se ho un approccio farmaceutico, posso arrivare ad avere un buon prodotto, altrimenti molto spesso la stabilità viene penalizzata. Un'indagine fatta nel 2020 su prodotti del mercato purtroppo hanno mostrato che circa il 70% dei prodotti non erano conformi all'etichettatura in termini qualitativi e quantitativi. Quindi se parliamo di efficacia e di qualità, indubbiamente bisogna prestare attenzione. E poi si passa agli studi in vitro, studi in vivo. Il profilo metabolico è il preambolo per lo studio clinico, perché attraverso lo studio dei metaboliti e dell'interazione che i microrganismi hanno tra di loro e anche con la microflora intestinale, possiamo anche valutare le sinergie, il cross-feeding che esiste tra batteri,
io produco un metabolita, tu lo utilizzi per produrre un altro metabolita, quindi una sinergia di potenziamento. Questo studio va fatto perché è, come dire, il preambolo dell'efficacia del prodotto. Arriviamo poi agli studi, vado direttamente agli ultime slide perché vedo che il tempo è trascorso. Quindi il profilo metabolico, guardate quante vie metaboliche, qui abbiamo preso in esame un prodotto multiceppo, erano 4 ceppi, 2 bifidobatteri, un Bacillus coagulans e un Lactobacillus rhamnosus, e abbiamo studiato il profilo metabolico, tutte le vie metaboliche di questi microrganismi, ne abbiamo isolate più di 300 e sono vie metaboliche importanti, la riduzione di zuccheri e molecole complesse, la biosintesi di vitamine del gruppo B, la vitamina K e anche la produzione appunto di acidi grassi a catena corta che sappiamo avere un ruolo essenziale nel contenimento dell'infiammazione, nella protezione della barriera della mucosa intestinale e anche nella stimolazione del sistema immunitario. Si arriva alla fine a studi di colonizzazione in vivo, abbiamo preso degli anziani, abbiamo preso un panel da 50 a 75 anni e siamo andati a vedere, donne e uomini ovviamente, siamo andati a vedere in che modo si ha la colonizzazione dell'intestino, questo chiaramente facendo un prelievo delle feci prima per caratterizzare il microbiota intestinale e dopo la somministrazione, e siamo andati a vedere necessariamente l'importanza della recovery dei batteri somministrati col prodotto, che sia ovviamente statisticamente significativa, ma anche, e questa è la parte importante, come la somministrazione di questi probiotici ha aiutato a migliorare la biodiversità della propria microflora intestinale, quindi un aumento per esempio significativo del Bifidobacterium longum, che notoriamente è uno dei bifidobatteri più presenti negli ultracentenari, proprio il longum, e qui abbiamo visto una recovery. Come altrettanto importante è questo partecipante che aveva una chiara disbiosi per una presenza massiccia di enterobatteri, Escherichia coli e Shigella. Ecco, vedete che al T1 si riduce, ma poi si mantiene, si riequilibra con un aumento della biodiversità, che sono i diversi colori che vedete, ogni colore rappresenta una specie. Questo è un importante risultato perché è un buon contributo nella prevenzione per il mantenimento di un microbiota intestinale sano, che è un punto vitale per il benessere dell'organismo. Concludo dicendo quindi che la ricerca sul microbiota e i probiotici è in continua evoluzione, che la ricerca ha evidenziato una stretta connessione tra microbiota e benessere nell'anziano e che è necessario creare un network di competenze e di collaborazioni per poter portare avanti ovviamente la ricerca.